Buongiorno. Sorrisi. Dai. Buongiorno, sono Fernanda Ruffin e sono un'istruttrice WISP e in questo contesto insegno ginnastica dolce per le persone però diversamente giovani, giusto? E ci mettiamo un po' di brio ed energia. Siamo all'interno di un progetto sempre organizzato dalla WISP che si chiama Reti in Movimento. Bene, incominciamo e ci si diverte, vero? Bon, partiamo, andiamo in cerchio e iniziamo a riscaldarci. Riscalda, intanto camminate, Cammino e incominciamo ad ondolare le braccia, tutte e due insieme, avanti e indietro, insieme, vai e via. Sulla testa però, e vai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso attenzione, andiamo più in alto con le braccia, vai, sempre molto rilassate, 8, 7, 6, 5, 4, sulla testa ragazzi, sulla testa, state non bassi, cosa c'è da vedere sotto? Niente, vai, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e sciogliamo bene le braccia. Adesso iniziamo con le gambe, quindi mani ai fianchi, ogni passo tiro su, attenzione però non è veloce, non è questo ma è lento, appoggio, fletto, appoggio, vai, 1, sentite i miei conti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mani ai fianchi però, 8 ancora, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Adesso mi fermo, continuo a tirare su, a flettere, stendere, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e continuo a camminare, sciogliamo bene le spalle, le braccia, continuate a camminare. Adesso usiamo ancora lavorare per le braccia, quindi fuori e ogni volta incrocio diverso, sempre in maniera molto rilassata, ok? Vai, 8, le spalle stanno giù, 7, molto bene, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, mi fermo, divarico un po' le gambe, continuo, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate a respirare anche, 1, inspiro, espiro, lentamente inspiro, espiro, ultima volta, inspiro, ferme lì, rimango su, ok? E cerco di allungare un braccio e l'altro come se dovessi prendere qualcosa che sta in su. Vai, 8, quindi l'allungamento parte dal fianco, ok? Giù le spalle, però non statemi così, vai, 1, 2, 3, bravi, 4, lento, 5, 6, 7, ancora un 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e sciogliamo bene, continuiamo il nostro giro, questa volta però ci abbracciamo, quindi le braccia vanno da una parte e dall'altra, sempre camminando, vai, e 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 e mi fermo, continuo il movimento, anche un po' di circonduzione del busto, vai 8, 7, 6, ferma la testa se no ci gira, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso continuo il dondolio, però insieme al dondolio ci mettiamo anche il piegamento delle gambe, vai 8, 7, 6, 5, 4, bravi, 3, non vado giù con il busto però, è 1 e attenzione, adesso una e l'altra, anche qua un po' la torsione, la testa sta sempre ferma però, vai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, respiro, respiro, sciogliamo, sciogliamo, sciogliamo e adesso ci mettiamo vicino alle nostre sedie. Dietro allo schienale. Ci siamo? Allora, gambe un po' divaricate, i piedi sono un pochino aperti. Appoggiamo bene le mani sopra lo schienale, ok? Attenzione, no questo, però andiamo a fare dei piccoli piegamenti, ok? Là, come se io avessi un muro davanti e un muro dietro, quindi sono completamente dritta, quindi no così, neanche questo, ok? Lo facciamo piano. Le ginocchia devono guardare all'esterno, attenzione, non mi fate questo, ok? Oppure chiuso e questo. No, come se io avessi un occhio a destra e un occhio a sinistra nel ginocchio, quindi guardo fuori, ok? Pronti? Naturalmente stringo l'addominale e il gluteo. Pronti mezza? Yes, vado, via! 1, 2, 3, chi non ha problemi di ginocchio vada pure giù di più, 5, 6, 7 e ancora un 8, vai, 8, 7, 6, stringo sempre anche i glutei, 5, 4, 3, si sente che lavorano? Ancora un 8, vai, 8, 7, 6, 5, non guardo per terra, 4, 3, 2 e 1 e sciogliamo, sciogliamo, facciamo un piccolo giro della nostra sedia, sciogliamo bene e da una parte e poi torniamo dall'altra facendo tipo un 8, sciogli bene, yes, adesso ritorniamo sempre nella stessa posizione, ok, però facciamo la tiro su il piede, la punta però si appoggia sempre al pavimento, ok? Stessa cosa, quindi piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo. Proviamo prima di contare, impariamo, vai, 8 da qua e via. Piego, stendo, bravi. Sì, la punta e vado e anche qua faccio da una parte dall'altra, ok? Quindi mi inclino un pochino, vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, bravi, 5, 4, 3, 2, l'ultimo 8, vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, yes, sciogli, sciogli, sciogli. Come state? Bene. Ok, adesso ci mettiamo davanti alla sedia, sempre gambe divaricate, ok? Braccia belle aperte, sì. Braccio sinistro, gamba destra, incrociato, ok? Quindi attenzione perché non è una cosa veloce, è lento e torno, non è questo, io esagero, ma è questo e apro come se fosse, chiudo un'anta dell'armadio e la riapro. Un 8 destra, un 8 sinistra, stringo, stringo, pronti mezza, giù le spalle, vado, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, facciamo l'altro ancora, 1, sempre lo stesso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il terzo, sempre lo stesso, 1, 2, 3, vi prego sempre, 4, 5, 6, facciamo anche il quarto, pronti, via, 1, 2, dai, 3, giù le spalle però, 4, 5, 6, 7, 8, sciogli un attimo. In tutti gli esercizi cercate di mantenere le spalle non così, rilassatele il più possibile, ok? Perché voi senza rendervi conto fate questo ma lavorate con le spalle, dà fastidio perché sono sempre in tensione. Pronti? Contrario, mano destra, sì, o contrario, vado, giù le spalle, però le mani sono belle aperte, attenzione, no, stringo, stringo, giù spalle, vado, 1, 2, 3, 4, il movimento è fluido però, 6, 7, 8, inspiro, espiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il terzo, vai bravi, 1, 2, 3, 4, fermi, 5, 6, 7, fermele anche, l'ultimo, 1, 2, bravi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e adesso sciogli, bravissimi, bravissimi, mollate, mollate. Mannaggia, e invece no! Adesso facciamo un esercizio, un po' di coordinazione su braccio sinistro, destro, contrario, passando proprio vicino al fianco, ok? Attenzione, anche qui non è questo, ma sono proprio uno sopra, uno sotto e poi contrario. Le mani sono sempre aperte, occhio che non è boom, è sempre lento, lento, mai fermarsi, ok? Proviamo 4 volte 8, pronti mezza, via, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allungo anche il fianco, 7, 8, però giù le spalle, 1, 2, 3, 4, 5, bravi, 6, 7, il terzo, 8, allungo bene anche il fianco, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, vai, 8, 7, 6, allungo, allungo, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso posso veramente sciogliere, mollate, mollate bene le spalle, state anche un pochino piegate con le ginocchia e sciogli, sciogli bene, lentamente vengo su, lento, l'ultima sempre la testa che viene su, snocciolo le vertebre e sciogli.
Adesso ci avviciniamo, guardate, alla sedia, ferme, però fermi, alt. Da qua deve essere vicina alla seduta, altrimenti casco per terra. Mi piego, mi siedo e vengo su. Attenzione. Da qua, su e mi aiuto. Lentamente vado giù, lento, non giù così, ma inclino un po' la schiena e mi siedo. E poi qua le mani, perché qua vi danno l'aiuto per tirarvi su e andare giù, ok? Pronti? Esatto, brava! Però noi intanto facciamo questo, dopo facciamo gli squat che sono senza la sedia. Pronti? Mezza, sedute, seduti, là, vado, via, 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il secondo, vai, 1, 2, 3, 4, mi stendo subito bene, 5, 6, 7 e 8 e sciogli, resto seduta, sciogliamo bene e adesso mi appoggio bene allo schienale. Mantengo le mani là e stendo gamba destra, gamba sinistra, no davanti perché io le gambe le ho qua, ok? Quindi non sono qua. Se riuscite a tenderle, io sono corta e quindi sto con un po' le punte, ma ok, non è frontale ma è un po' in verticale, in obliquo. Vado, via, 1, 2, attenzione. No, povero ginocchio, stendo, quando stendete è bello però, è forte il movimento, ok? Quindi non gli do lo slancio, dovete sentire proprio il lavoro del ginocchio solo, niente altro, ok? Pronti? Vai, 1, cambio, 2, 3, 4, 5, anche il piede, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, con un po' più di energia, 4, 3, 2, 1, rimango, attenzione, tiro la punta, stendo, quindi spingo, punta tesa e punta flessa, sempre il piedino un po' in là, quindi non è questo, è aperto. Vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche il terzo. 1, forza 2, 3, 4, 5, però vi ho visto ridere, 6, 7, 8, stop. Qua lavora tutto un pochino, se senti anche l'addominale, comunque il gluteo, vabbè, il quadricipite, qua poi tutti i muscoletti, eccetera, eccetera. Pronti? Destra, sinistra, appoggio, mi appoggio bene, vado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un po' più aperto, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogli bene, mollare, 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 ci stacchiamo così allunghiamo il quadricipite, vado verso sinistra, allungate bene,
e poi torno. Attenzione, mi devo staccare dallo schienale e devo mantenere la schiena bella dritta. Ok, spalla lì, tutte e due le mani, una di qua, l'altra di là. Vai e allungo. Cercate di allungare. 1, lento, 2, 3, state belli dritti, 4, 5, bravissimi, 6, 7 e 8 e torno al centro, sempre seduta e seduti tutti quanti. Da questa posizione stendo e piego. Mentre stendo i piedi sono flessissimissimi. Quando vado giù li tiro e li appoggio praticamente le punte solo, ok? Come quelli che abbiamo fatto da una parte all'altra. Pronti? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora un secondo, 8, 1, 2, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogliamo. Adesso le gambe fanno questo, su e giù. Adesso non focalizzate il lavoro sui piedi, gambe, fletto, estendo. Mentre le gambe fanno questo, le braccia fanno questo. Op, op, però tutte e due. Quindi destra, sinistra, contrario. Ok? Sì? Pronti? Allora, chi ce la fa, altrimenti continua con questo, però proviamoci, se no. Pronti? Allora io parto col braccio destro alto e il braccio sinistro basso, ok? Partiamo tutti così è più facilitato. Là, no questo perché altrimenti stacchiamo, mani sono belle aperte, yes? Vado? Sì? Via! 1, 2, 3, oh yes, 4, 5, 6, dovete aver fiducia in voi stessi, 7, vai 8, vai ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il terzo, vai, 1, dai, 2, 3, 4, sembriamo dei pinocchietti, 5, 6, 7 e 8, bravi, sciogli, mi stacco un attimino e sciogli, vado giù, mi rilasso. Adesso qua andate veramente giù, aprite un pochino di più le gambe, le divaricate, andate in mezzo lì e rilassate completamente la parte della schiena, la testa e la rimango lì. Sciogliamo bene, lentamente srotolo la schiena pian pianino, via, srotoliamola e l'ultima che viene su è la testa, ok? Adesso ci alziamo, sciogliamo un attimo le gambe e andiamo. Io ho la seduta lì, ok? Vi faccio vedere. Allora, le gambe sono un po' piegate, yes? Le mani le metto sopra la seduta, però le gambe devono essere ben, no piegatissime, ma un po' piegate. Da questa posizione, guardate, mi vedete tutti? Io mi metto qua, non so come fare, ok. Guardate, piegate un po' le gambe, non divaricatissime, ma lì, sì, anche un pochino aperti i piedi. Le mani sono parallele, quindi anche le braccia sono parallele. Da questa posizione piego gli avambracci fino alla seduta e torno, ok? Nel piegare le ginocchia, attenzione,
io non vado in su con il sedere, ok? Quindi stringo bene i glutei, la pancia sta dentro, fermo lì, piego un po', le mani sono all'estremità della sedia, ok? E vado tese e piegate. Qui lavorano i tricipiti. Attenzione alla schiena, le gambe sono piegatine, vado, ne faccio 2 di 8, stringo glutei dentro gli addominali, pronti, via! 1, 2, 3, 4, ferme le ginocchia, 5, 6, bravi, 7, 8, un altro 8, dai, 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 1, 2, 3, 4, bravissimi, 5, 6, 7, 8 e adesso lentamente mi sciolgo, vengo su, sciogliamo bene, bravi, 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 come state? Bene, sì, dai, sempre bene si dice. Adesso mettiamo una delle due mani, tanto lavoriamo poi con tutte e due. Da questa posizione una mano sta al fianco, ok, appoggiata al fianco, là, la gamba che ho esterna, ok, va giù e torna, ok? Questa, quindi quella che è appoggiata, che è dalla parte della sedia, si piega e si stende, ok? Ogni volta, quindi piego, appoggio se riesco bene il tallone a terra con la gamba tesa, senza andare in avanti, attenzione, e torno, ok? Pronti? Io conto 2 volte 8, dopo dipende, vediamo. Pronti mezza, vado. 1, 2, 3, 4, e questa davanti che è piegata, 5, 6, 7, 8, ancora, via. 1, 2, 3, 4, bravissimi, 5, 6, 7, no, resta lì 7, 8, adesso su e giù il tallone, un 8, fermo il ginocchio davanti che è piegato, vai, 1, 2, 3, 4, la gamba è tesa, 5, 6, 7, ancora un 8, via, 1, bravi, 2, 3, 4, sguardo avanti, 5, 6, 7, 8 e sciolgo anche quella che sta ferma, sciogli e l'altra, quindi o destra o sinistra, pronti, mezza, vai, via, 1, 2, 3, 4, bravi, dai, 5, 6, bisogna cambiare gamba, sì, 7, 8, e sempre l'esterna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi fermo, 8 e adesso 2, 8, su e giù il tallone, appoggiate bene la gamba davanti che rimane piegata, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora un 8, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e meglio, perché quello secondo me è rifatto, il nostro no, il nostro è naturale. Sciogli, lasciamo la sediolina lì e adesso facciamo un po' di squat. Allora, questa volta gli squat vanno fatti, anzi sempre, con i piedi paralleli, ok? Un po' divaricate le gambe. Attenzione che non è come i piegamenti che abbiamo fatto prima, che la schiena è là, ma la schiena va in avanti, ok? Ci aiutiamo con le braccia che fanno questo e tornano su. Attenzione, chi ce la fa va abbastanza, dipende dalle vostre ginocchia,
Quindi piccolini. Chi invece non ha problemi, ma dovete essere sicuri, certi, può andare un pochino più in giù. Attenzione, l'unica cosa veramente da non sottovalutare è non fare questo. Quindi quando vado giù andare in avanti con le ginocchia, perché le ginocchia non devono mai superare la punta del piede. Quindi vado indietro un po'. La postura giusta è questa. Quindi è come se vi tirassero indietro e torno. E là e torno, ok? Ne facciamo 8, poi vediamo. 8, poi vediamo. Pronti? Sciogli, vado, spalle sono sempre belle rilassate, pronti mezza, via. 1, 2, 3, 4, bravi, 5, 6, 7, facciamo il secondo, vai, 1 e ben dai, 2 ormai, 3, 4, 5, 6, il terzo, dai, vai, solo il terzo, 1, 2, 3, forza, 5, 6, energia, 7, 8 e sciogli, facciamo anche il quarto, sciogli bene, ci mettiamo dietro alla sedia, anzi in parte, prendiamo come volete, se volete che state meglio, come volete. Prendo la gamba esterna, se ce la faccio prendo la caviglia, se non ce la faccio qualsiasi cosa che si può prendere, ok? Quindi anche questo, l'importante qua è per allungare il muscolo che ha lavorato, l'importante è che non è, no, là vicino e cerco di tirare su, non in avanti ma dovete proprio sentire il lavoro di allungamento, ok? Pronti? Non lo faccio allora, no, fermo lì. Chi ce la fa, altrimenti, tranquillo, si rilassi, pronta, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lentamente scendo, sciogli. E di nuovo prendete dove fate meno fatica e quindi anche va bene anche il risvolto della tuta, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lentamente sciolgo e rilasso, bravissimi, vedete che bravi che siete, cambio, prendo dove riesco, non dovete fare fatica. Ok? Da qua, anche qua, va bene anche là. Là, yes, conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lentamente mollo, sciogli, bravi, sciogliamo bene. Ultima volta, 8, 7, tenetevi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lento, sciogli, mollate, molto bene, sciogli. Adesso, sempre appoggiati a una parte allo schienale, mano al fianco e andiamo invece ad ondolare la gamba che è esterna però, la gamba esterna, non l'interna alla sedia, quella che è al di là, fuori, non quella, l'altra, quella fuori, mano al fianco e la dondoliamo. Deve essere però leggera e non questo, quindi dove va lentamente ma praticamente tesa, rilassata ma tesa, vai, senza dondolare però, vado solo la gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, sciogli, cambio e vai con l'altra, sempre l'esterno, pronti? Via, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop, 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 stop. Sciogliamo bene. Sciogliamo bene. Adesso guardate, mi appoggio. Le gambe sono un po' divaricate, i piedi anche loro un po' aperti. Da questa posizione mi devo proprio appoggiare allo schienale e devo lavorare con l'anca, quindi su e torno. Quindi non è questo, ma è hop e torno, hop e torno, ok? Quindi bravissimo, appoggiarsi veramente con le mani, anche se sono un po', l'importante è non state così, anche un po' in avanti va bene lo stesso. Qua lavora l'anca, ok? Quindi divaricate un po' di più le gambe, aprite un po' di più i piedi, stringo bene i glutei dentro la pancia, spalle giù, vado con la gamba destra, pronti, via, 1, 2, naturalmente inclino un po' di là, 3, 4, 5, 6, 7, bravissimi, 8, vai, 1, appoggio lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora via, 1, 2, 3, 4, fletto il piede, 5, 6, 7, il quarto, 1, 2, 3, 4, facciamo perno, 5, 6, 7 e 8 e sciogli, molto bene, sciogliamo bene, sciogli, sciogli, sciogli e cambio, dopo lo facciamo sto qua, ciò, pronti, vado, divarico un po', gamba sinistra, giù le spalle, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, bravi, 6, 7, su 8, ancora, via, 1, su, 2, 3, 4, 5, 6, a quota terzo, adesso il quarto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogli. Sciogli. Ci mettiamo davanti. È giusto? Se ascoltate la musica. Occhio, mani. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, giro, vai, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respiro, sempre ballando, respiro, 8, pronti, vado, usate anche le spalle, vado, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, girino, vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, girino, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, giù, respiro, giù, 8, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, giro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, giro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, respiro, bravi, respirare, applausino, respirate, respiro e giù, ci sediamo adesso, inspiro, espiro e giù. Oh. Rimanete là un attimo e sciogliete le gambe. Sciogli, sciogli. Ci stacchiamo dallo schienale e appoggiamo le mani sempre qua, andiamo avanti e indietro, come se avessi qualcuno che mi dà un colpo sullo sterno e un colpo, ok? Scusate, pronti, mani, no, così, qua, yes, o come volete, anche così, va bene, anche l'importante è che vi sentiate bene voi. Appoggio bene sulla seduta i glutei, appoggio bene i piedi, no, così, là, e vado avanti e dietro, ferme le spalle fanno solo questo, in avanti, indietro, non in alto, pronti, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ferma la testa, 7, 8, ancora via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogliamo bene, sciogli, sempre, allora, questi si chiamano esercizi di isolazione, di isolamento, quindi lavoriamo per segmentarmente, ok? Sempre busto, vado verso una parte e l'altra, attenzione che non è il dondolio, è come se io mi segassi da qua in giù ferma e parte al movimento solamente il busto, ok? Le spalle vanno di conseguenza, la testa sta sempre dritta e vado destra e sinistra, via, 1, 2, 3, fermele anche, 4, 5, bravi, 6, 7, ancora un 8, via, 8, 7, 6, bravi, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli, vado giù, sciogliamo bene la schiena. Sciogliete come vi sentite meglio voi, chi sedersi di più, chi venire proprio avanti, è lo stesso. E lentamente vengo su. Ok, adesso insieme al busto io ci metto anche
le mani, cioè le braccia, quindi l'avambraccio solo, quindi mentre vado a destra chiudo e sinistra apro, ok? Pronti? Destra, via. 1, 2, 3, 4, bravi, 5, 6, 7, ancora un 8, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e sciogli. Lentamente vengo su, sciogliamo bene. Come state? Bene, male la spalla. Che gis. Poi l'umidità qua nostra non Pronti? Andiamo dall'altra parte, partiamo con la sinistra. Pronti, vado sinistra, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravi, 7, 8, un altro 8. 1, 2, 3, bravi, 4, 5, 6, 7, 8 e sciogli. Bravi comunque, perché questi esercizi di isolamento non sono tanto semplici e avete capito il meccanismo. Molto 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 bene. Siamo ben isolati, esatto, in buona fede, sì appunto, visto, speriamo di andare in meglio, va. Ok, adesso ci sediamo bene. Da questa posizione, gamba destra, braccio sinistro, qua mettete la mano o appoggiata, l'importante non la spalla, oppure qua dove volete, dove vi sentite meglio. Da qui però stendo, cioè scusate, ginocchio e gomito contrario e torno, ok? Il braccio sta sempre lì, devo vedere il muscolino qua, ok? Forte, quindi no questo, forte e resta là, non casca. Via, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terzo. 1, resta là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per chi vuole il quarto, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop e sciolgo. Mollate, mollate, mollate bene, mollate. Rimaniamo, sciogliamo, molliamo, sciogliamo, molliamo, sciogli, sciogli, sciogli. Molliamo le spalle. Sciogli bene. E cambio. Forza, muscolino. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiro, espiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forte il braccio, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ultimo. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Sciogliete, mollate come vi sentite meglio, proprio dovete scrollare tutto il lavoro di dosso. Torno su, mi stacco questa volta, appoggio bene i piedi a terra, appoggiateli proprio, vado a inspirare e giù, espiro. Espiro, braccio destro che si allunga senza tirar su l'anca e torno. Inspiro e allungo e torno. Vai, inspiro, prendo aria, la butto fuori e torno. La raccolgo proprio, inspiro,
butto fuori e gli ultimi 2, inspiro, l'ultimo, attenzione che il braccio, ok, va bene qua, e rimane su, non casca, e torno giù, spalle tutto il giro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, contrario, lento, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mano sinistra che mi avvolge la testa. Attenzione, vi faccio vedere. Inspiro ed espiro, la porto senza troppo tirare, mentre questa mano spinge, così si tira bene. Attenzione che è forte questo, quindi fatelo pianino e rimango là. E lentamente ritorno a riposo. Inspiro, espiro, mi avvolgo bene, prendo proprio bene la mano alla faccia. Inspiro ed espirando allungo. Spingete un po' come se ci fosse qualcosa da spingere giù. E lentamente torno a riposo. Ok, mani dietro la nuca, non così, là, non questo. Da qua inspiro, quindi guardo per aria, apro bene i polmoni e lentamente butto fuori l'aria e vado giù. Di nuovo, grande ispirazione. E torno. L'ultimo, inspiro e giù e lentamente torno a riposo. Sciogliamo, vengo su. Ultimo, divarichiamo le gambe, staccatevi dalla sedia, sono tutte e due i piedini un po' aperti, ok? Stringo, stringo, braccia, adesso devo andare a sinistra, quindi il piede sinistro si apre un pochino di più rispetto all'altro, ok? Il destro, scusate, perché io sono a specchio, il destro, questo rimane lì, la testa si gira a destra, la mano, il braccio si gira con il palmo rivolto verso il basso e lentamente piego il ginocchio e rimango lì. E rimango, allungo. L'allungamento deve essere uguale sia a destra che a sinistra. Bravissimi, lentamente torno. La testa, la gamba, il braccio e sciogli. Di nuovo, facciamo dall'altra parte, apro piedino, la testa, ruoto e lentamente fletto poco, attenzione il ginocchio non deve superare la punta, quindi spingete magari dall'altra parte, rimango lì, la forza è uguale sia a destra che a sinistra. Bravissimi, lentamente porto testa, piedino e lentamente vado giù, rilasso bene, piano, se ce la fate venite su senza, altrimenti vi appoggiate alle ginocchia, lentamente srotolo la schiena, inspiro, espiro e saluto e molto bene, bravi, grazie a tutti.